di Diretta Sport, siete tornati in diretta dal Diamante del Campo Francesco Stanna di Nuoro, dove sta per avere luogo il secondo confronto di giornata tra il Banco di Sardegna, padrone di casa, e il Caron. Il primo confronto è terminato prima del limite per l'esattezza alla conclusione del quinto inning, vittoria per manifesta superiorità della squadra ospite 12-0. Caron che ha preso il largo proprio nella parte alta del quinto inning, due fuoricampo numerose valide hanno permesso alla squadra quest'oggi in casacca rossa di prendere il largo dopo una prima parte di gara che era invece stata tutto sommato equilibrata. Vedremo se il Banco di Sardegna avrà le risorse mentali oltre che tecniche per riuscire a rifarsi in questo secondo confronto, che inizia sempre con Martina Blakova in pedana di lancio alla Kukova e il catcher. Confermato il line-up dunque della prima sfida che prevedeva anche Ayuso in prima base, Meli in seconda, in terza Moncio Varela, interbase Gatrin, esterno sinistro Gnani, esterno centro Liori, esterno destro Zidda, designata e Pecci. Anzi, c'è qualche variazione a dire il vero, dunque smentito quanto avevamo detto qualche istante fa, in particolare dei cambiamenti nel reparto esterni. Anna Pivisinu, eccola, in azione in posizione di esterno sinistro, Ghioldi esterno centro, Zid esterno destro, mentre è arrivato il singolo per Yurubi Alicart, gran protagonista, due doppi, un fuoricampo della prima partita. Qui inizia con un singolo la giocatrice di Caronno, mentre si porta nel box Elisa Oddonini, anche lei molto positiva nella prima partita. Da corridore in base per Caronno, aveva l'intenzione di rubare la seconda base. Alicart controllata comunque da Mele, un buono, uno strike, il conto su Oddonini, per un istante ha mostrato il bunt alla Kukova, catcher del Banco di Sardegna, recupera la pallina, due ball, uno strike, il conto in questo turno in battuta di Elisa Oddonini, mentre ha rubato la seconda base Alicart, che dunque è avanzata, dando quel lancio non preciso in precedenza. Blahova sostituita in pedana proprio nel quinto inning da Pirisinu. Le cose però non sono migliorate, anzi, per il Banco di Sardegna. Gira in foul, cerca sempre con decisione il contatto Elisa Oddonini. Ripetiamo, Alicart in seconda base, due ball, due strike il conto sulla giocatrice in casacca numero 5, vuole permettere alla compagna di avanzare, se possibile in terza base. Arriva il terzo ball, conto pieno sul piatto di Casabase. Qui non ci arriva Mele e allora Alicart può arrivare a Casabase, mentre si rivela addirittura un triplo. Questo giro di mazzo da parte di Oddonini. E dunque cambia il risultato subito nella parte alta del primo inning. Caronno si porta avanti, un po' come era successo nella parte del primo inning.
di riflessi per la giocatrice ceca. Questo contatto abbastanza violento trovato da Floyd. Arriva l'out per la giocatrice statunitense, californiana in particolare, mentre c'è Giulia Bertani nel box per Caronno. Primo lancio un ball su Bertani. Oddolini in posizione punto per Caronno. Un ball, uno strike, il conto su Bertani. Nel box 1-0 Caronno, ricordiamo Blachova. Un altro ball, mentre cercava di avanzare ancora Oddolini. Il contatto trovato da Bertani permette a Oddolini di arrivare a casa base. Il secondo out, ma c'è anche il secondo punto per Caronno. Dunque inizio subito deciso, forte nelle lombarde anche in questo secondo confronto, dopo che la prima partita era terminata sul 12-0, sempre per Caronno. Stavolta il turno nel box, battuta per Giulia Fiorentini. 2 ball, 0 strike. Attenzione alla battuta, un singolo per Fiorentini che arriva salva in prima. Raggiunge il sacchetto di prima base senza problemi Giulia Fiorentini. Allora con 2 out c'è ancora un corridore in base per Caronno. Ora il turno di Rossini. Un singolo ancora interessante per Rossini, arriva in seconda, l'accompagna, 2 basi occupate ora per Caronno, sempre 2 out. Strike, questo primo lancio su Susanna Todischini. Secondo strike per Blachova su Todeschini. Tira in foul Todeschini. Un ball, 2 strike. Secondo ball su Todeschini. 2 corridori in base, ricordiamo per Caronno, Papeata
un'altra valida, in particolare un singolo per Todeschini che con questo singolo permette dunque a Giulia Fiorentini di arrivare a casa base per il 3-0 Caronno. Dialogo qui tra connazionali, il catcher del Banco di Sardegna, la Cucova, va a parlare con Martina Blachova nel box. Intanto Beatrice Salvioni, vedo che è cambiato ancora, 3-0 Caronno, 2 out. Partita anche questa che non è iniziata sotto i migliori auspici delle verdazzurre. Un ball, uno strike, il conto su Salvioni, così in seconda, Todeschini in prima base. Lancio qui un po' troppo basso per Martina Blachova. Finisce strike out qui Beatrice Salvioni, arriva finalmente il terzo out per il Banco di Sardegna che dopo partenza del primo inning insegue già 3 punti a Caronno. Vedremo se ci sarà immediata capacità di reazione. Ha cercato di approcciare la prima partita con aggressività il Banco di Sardegna, turni d'attacco senza però riuscire a produrre un buon numero di valide, poche giocatrici in base, insomma non è stata una partita brillante dal punto di vista offensivo la precedente per la squadra del manager Caballero Torres, che ora avrà un'altra occasione per rifarsi. Il lead off è Giulia Mele. Si cerca ovviamente oggi risultato che potrebbe permettere magari di lasciare l'ultimo posto in classifica, anche se ci sono gli estremi insomma per affermare che il campionato del Banco di Sardegna, quello vero e proprio, inizierà più avanti, inizierà quando il roster sarà finalmente al completo. Nel frattempo si cerca di fare quel che si può e oggi per alcuni versi le cose sono abbastanza migliorate, ma nel quinto inning avevano un po' rovinato le cose. Vedremo quale sarà l'andamento di questa seconda partita. Tutto pronto finalmente per l'inizio di questa parte bassa del primo inning, turno d'attacco del Banco di Sardegna, Giulia Mele nel box e Caronno che si schiera con il line-up di gara 1 con una sola novità, ovvero Marzi nel ruolo di esterno centro, Anastasia Marzi. Per il resto dicevamo line-up confermato per la squadra lombarda, sempre Floyd, pedana di lancio. Primo strike su Mele.
Giulia Mele, un ball, 2 strike. Mostra il bunt qui Mele. Due ball, 2 strike. Ora il conto in parità. Attenzione perché la pallina colpisce l'arbitro. Lancio che ha toccato terra e ha colpito l'arbitro capo in un punto abbastanza doloroso. Sarà bisogno evidentemente di una piccola interruzione. Subito i responsabili di entrambe le squadre vanno a sincerarsi le condizioni dell'arbitro capo, un lancio un po' fuori controllo che ha toccato terra. Colpito al polso sinistro l'arbitro capo. Ripetiamo allora, meglio riepilogiamo un po' la situazione che erano avanti 3-0, parte bassa del primo inning, c'è Giulia Mele nel box di battuta, 0 out, 3 ball, 2 strike, il conto sulla giocatrice del Banco di Sardegna, Floyd, partente anche questa seconda partita in pedana di lancio per Caronno, a caccia dunque del primo out. Conto pieno, l'assistenza in prima, un errore, Mele salva. Una valida per Giulia Mele sul stacchetto di prima. Aiuso, la seconda giocatrice nell'ordine di battuta del Banco di Sardegna. Lancio troppo interno, è un ball. Secondo lancio tocca a terra addirittura. Per Michelle Floyd, 2 ball, 0 strike, il conto su Aiuso. Un corridore in base per il Banco di Sardegna e Giulia Mele, 2 ball, 1 strike. Finisce strike out Aiuso, il primo out, prima giocatrice eliminata per il Banco di Sardegna. Ora tocca alla Kukova. Per Giulia Mele in prima base. Palla in foul. Un ball, 1 strike, il conto su alla Kukova.
confronto aggiornato con un ball, 2 strike. Giuliamele che deve restare in prima. Eliminazione al volo in precedenza per la Kukova, secondo out. Ora tocca a Brianna Gatlin, c'è sempre Giuliamele in prima base, è riuscita ad avanzare. Non ne ha avuto occasione la giocatrice arrivata dal Cari Roma, qui a Nuoro. Primo strike su Brianna Gatlin. Qui bello swing di Brianna Gatlin, attenzione perché può avanzare. Ferma in terza Giuliamele, in seconda Gatlin, bel doppio per la giocatrice statunitense, posizione punto per 2 giocatrici, Casabanco di Sardegna. Doppio di Gatlin, 2 giocatrici in base. Mayra Liori, capitano, eliminata in prima il terzo out. Allora, termina qui il primo inning con Caronno avanti. Noi ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi ancora in diretta dal Diamante del Campo Francesco Sanna. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Inizia il secondo inning, secondo match tra Banco di Sardegna Nuoro e Caronno, 3-0 per la squadra ospite. Il doppio di Gatlin in precedenza non ha sortito effetti, allora ora ferma al palo la squadra del manager Caballero Torres. Marzi nel box per Caronno, il ball, uno strike, il conto. L'esterno centro del line-up.
questa partita. Uno strike su Mazzi. Finisce strike out. La prima eliminata. Ora Yurubi Arikat cerca subito il contatto, non trova però. La palla, allora arriva il primo strike. Secondo lancio di Blachova, tocca a terra. Basi vuote ancora per Caronno, questa parte alta del secondo inning. Attenzione, gran bel giro di mazza qui per Yurubi Arikat, ma in zona di foul, dunque nulla da fare per la giocatrice con la casacca numero 1 di Caronno. Un ball, 2 strike, aggiornato il conto. Mentre vi ricordiamo che sulla nostra pagina Facebook Directa Sport Live TV potete vivere le emozioni della finale regionale categoria allievi, latte dolce contro Sigma Cagliari. In precedenza andate in scena invece il match sempre tra il latte dolce e la Simba, con vittoria della squadra sassarese, partita che potrete ovviamente rivedere, così come tutte quelle che vi offriamo in diretta a partire da lunedì su directasport.it, la TV dello sport sardo. Non solo le partite integrali ma anche interviste, highlights e contributi di tutti i tipi, sempre sulla nostra pagina Facebook Directa Sport Live TV, contributi relativi ovviamente anche a questa partita tra Banco di Sardegna e Caronno. 2 ball, 2 strike il conto su Yurubi Arikat. Conto pieno. La palla leggermente smorzata dalla mazza. Allora arriva anche il secondo out. Subito il bunt. Invece Michelle Floyd nel box, stazza fisica imponente per lei. Tocca pallina in zona di foul. Guadagna la prima base Michelle Floyd, evidentemente toccata, si è sfuggita. Situazione della nostra postazione, fatto sta che Caronno ha 2 basi occupate. Ora Marocchino in seconda e Floyd invece in prima. 2 out e ancora una pallina che va a colpire l'arbitro capo. Giulia Bertani nel box per Caronno, sarà a tentaglio più di una volta. Tenuta del signor Nearco. Intanto Bertani trova l'impatto giusto e allora il suo è un doppio che permette a Marocchino di arrivare a casa base per il 4-0 Caronno.
manager di Caronno chiede ai suoi ragazzi di giocare come se il punteggio fosse ancora sullo 0-0, dunque di continuare a battere con questa aggressività. Ora nel box c'è Giulia Fiorentini. Due out, Floyd in terza base, Alicart invece in seconda. Gira in foul Fiorentini, un ball, uno strike. Ancora cerca il contatto numero 20 ospite. Ricordiamo che Caronno ha allungato ancora di un altro punto in questa parte alta del secondo inning. Due out per il banco di Sardegna. Vlahova però non riesce a chiudere i conti, portare a casa anche il terzo out. Altrettanto ovviamente la difesa del banco di Sardegna. Conto in parità ora, 2 ball, 2 strike su Fiorentini. Ripetiamo Floyd in terza base, Alicart in seconda per Caronno. Qui gira questa palla Fiorentini, Floyd salva a casa base, arriva anche Marocchino, altri 2 punti permettono a Caronno di portarsi sul 6-0. Fiorentini in prima base, Rossini nel box per Caronno. Subito contatto cercato da Francesca Rossini. Palla girata in zona di foul. Primo strike. Due ball, uno strike con Francesca Rossini. Banco di Sardegna ancora a caccia del terzo out per concludere la parte finale del secondo inning. Ancora battuta di Rossini, eliminata in prima, allora cade il sipario sulla parte alta del secondo inning. Caronno si ripete, altri 3 punti per il 6-0. C'è il cambio in pedana di lancio per Caronno.
giocatrice quest'oggi a cimentarsi in pedana dopo Floyd e in precedenza Bulot, dopo il turno di Bianca Messina. Lanciatrice Mancina, che lancio di riscaldamento a disposizione per lei. Dicevamo 6-0, Caron non è arrivata finora una reazione del Banco di Sardegna. Seconda partita che è iniziata era anche peggiore della prima partita, che si è complicata nel quinto inning con 9 punti incassati. Prima di allora il Banco di Sardegna se l'era tutto sommato giocata. Si riparte con allora Messina in pedana di lancio, Moncio Varela prima nel box, subito un giro di mazza da parte di Moncio Varela, assistenza in prima. Nessun problema per Fiorentini, arriva subito il primo out, torna nel dugout Raquel Moncio Varela, prova a girare questo lancio nel turno di Laura Ghioldi. Subito un impatto per lei, la pallina in foul. Secondo strike su Ghioldi. Ball 2 strike sulla giocatrice che è arrivata dal Cali Roma. 2 ball, 2 strike, conto in parità, si prepara intanto Pirisinu. Attenzione qui a questa palla profonda di Ghioldi, eliminata al volo, secondo out. Ora Anna Pirisinu, classe 98, tra le più giovani di questa partita, eccezione fatta per Zida, classe addirittura 2002. Due ball, uno strike su Anna Pirisinu. Tocca ancora la palla. Per una zona di foul. Strike out Pirisinu, terzo
out. Dunque termina il secondo inning con Caronno avanti per 6-0. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Parte alta del terzo inning qui a Nuoro, Petrosino nel box di battuta per Caronno, avanti sempre sul punteggio di 6-0. Palla in foul, 2 strike, 0 ball il conto su Petrosino. Lancio chiaramente chiamato ball. Strike out, Petrosino torna nel dugout, prima eliminata in fila di Caronno, lascia il posto nel box a Beatrice Salvioni. Quasi vuoti, un out, primo lancio e un ball su Salvioni. Ancora Blachova in pedana per il Banco di Sardegna, qui arriva subito il secondo out, eliminazione molto facile sul sacchetto di prima. Vediamo che accade ora in casa Banco di Sardegna con Carlotta Agnani. Che si sposta nella posizione che era di Anna Pirisini. Pirisini può fare meglio della compagna, anche se il destino delle nuoresi pure in questo secondo confronto sembra abbastanza segnato, sotto di 6 punti all'inizio del terzo inning. In questi momenti o no? Ricambio di guardia. Sarà Anastasia Marzi allora a portarsi ora nel box.
l'impatto in gara 1 di Pirisinu non è stato dei migliori, subito un fuoricampo, a stretto giro di posta ne è arrivato anche un altro, era il quinto inning, qui trova spazio prima, siamo all'inizio del terzo e subito un lancio raccolto al volo però dal terza base del Banco di Sardegna. Raquel Moncho Varela termina allora questa parte alta del terzo inning senza punti concessi dal Banco di Sardegna. Ora proverà ad accorciare nel proprio turno d'attacco con dall'altra parte confermata in pedana di lancio Messina, che del resto si è ben disimpegnata nel corso dell'inning precedente. L'arbitro richiama l'attenzione delle squadre, ora si può iniziare con la parte bassa del terzo inning, diciamo turno d'attacco del Banco di Sardegna, con Noemi Cossu primo strike. Secondo strike. Bianca Messina su Noemi Cossu. Qui eliminata al volo parte dell'esterno destro di Caronno. Si trattava di Valeria Petrosino e arriva anche allora l'eliminazione Giulia Mele ora. Primo strike su Mele, un out, basi vuote, parte bassa del terzo inning. Eliminazione in prima, secondo out, eliminata anche Giulia Mele. Elena Ayuso. Un ball, uno strike. Il conto sulla giocatrice spagnola. Secondo strike.
2 out, ricordiamo. Palla in foul, conto invariato, sempre un ball e 2 strike per Elena Ayuso Bello. 6-0 Caronno e al campo Francesco Sanna di Nuoro in questa quarta giornata della Serie A1 di softball. La seconda in classifica che ha fatto la voce grossa già in gara 1, formazione per Manifesta al quinto inning sul punteggio di 12-0. E ora siamo già sul 6-0 in questo secondo confronto. 3 punti il primo turno d'attacco, altri 3 nel secondo, 0 nel terzo per Caronno. Ancora il Banco di Sardegna invece questo pomeriggio non è riuscito a portare i punti a casa base. 2 ball 2 strike il conto intanto su Ayuso. Ora conto pieno. Eliminata in prima anche Ayuso, che aveva trovato qui il contatto verso l'interbase e assistenza in prima. Termina anche il terzo inning, Caronno conserva agevolmente il 6-0, ora pubblicità per noi. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperati a Decimo Manno, da oggi puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica con una vasta selezione di articoli di qualità, tutti rigorosamente made in Italy. Beretta, DAB, Rinnai, Vaillant sono solo alcuni dei marchi di indiscussa affidabilità presenti nel nostro punto vendita, dove un personale specializzato vi aiuterà a trovare le soluzioni impiantistiche più idonee alle vostre esigenze. Sistema tintometrico e nuovo servizio di noleggio elettroutensili. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Parte alta del quarto inning che inizia in questo momento. Sempre Anna Pirisinu, pedana di lancio per il Banco di Sardegna. Alicart nel box per Caronno. Subito uno swing con qualche difficoltà per l'esterno destro del Banco di Sardegna. Un triplo per Alicart che si presenta così allora in questo quarto inning. Direi MVP di questa partita insieme a Floyd, Alicart, anche se Oddonini, Fiorentini, insomma anche questa partita ha avuto anche tante altre protagoniste, ma Alicart direi su tutte. Triplo per far cominciare al meglio questo turno d'attacco della Ravendors Caronno. Ora con Giulia Marocchino nel box. Alicart, ripetiamo, già in posizione punto. Giro a vuoto qui per Marocchino, secondo strike portato a casa da Pirisinu.
Qui eliminazione al volo per Marocchino, attenta la terza base Moncio Varela. Una palla, a dire il vero, abbastanza semplice. Bianca Messina ora, dopo che il Banco di Sardegna ha portato a casa il primo out. Primo ball su Messina. Questo lancio un po' fuori controllo. Posizioni però restano invariate, con Alicart comunque allerta in terza base, pronta ad avanzare verso casa base, punto che sarebbe il settimo per Caronno. Intanto sono 3 ball su Messina a fronte di 0 strike. Vediamo se arriva la base ball per la lanciatrice di Caronno. Strike. Foul ball. Era partita verso il sacchetto di prima Messina, ma era tutto vano. Ora conto pieno, 3 ball 2 strike. Finisce strikeout. Messina porta a casa allora con soddisfazione questa eliminazione. Anna Pirisino, secondo out. E Alicart è sempre lì in terza base, non è ancora riuscita a sfruttare il turno in battuta delle compagne per avanzare verso casa base. Proverà ancora. Nel box c'è Elisa Bianchi. Primo lancio un ball. Il secondo lancio un ball per Pirisino su Bianchi. Tre ball, 0 strike. Mentre la prossima sarà Giulia Fiorentini. Ci sono 2 out, ricordiamo, con corridore in terza. E qui arriva anche il terzo out, eliminata al volo Bianchi. Termina la parte alta del quarto inning. Caronno non è riuscita a sfruttare quel triplo a segno da Alicart. Si rimane sul 6-0. Prende posizione
Giulia Bertani, il catcher di Caronno, e ancora spazio a Messina in pedana di lancio. Sarà Lucia Lakukova, prima giocatrice a portarsi nel box per il Banco di Sardegna. Ricordiamo parte bassa del quarto inning, sempre 6-0. Caronno, le ultime raccomandazioni prima dell'inizio dunque del turno d'attacco della squadra nuorese. Vi ripetiamo anche gli appuntamenti di domani su Directa Sport. Farà da padrone il calcio di promozione regionale nel girone A, il testa a testa tra Arbus e San Marco. Intanto seguiamo questa battuta da parte di Alakukova, eliminata al volo però da parte dell'esterno centro di Caronno Marocchino. Dicevamo gli appuntamenti di domani su Directa Sport, la TV dello Sport Sardo. Calcio di promozione regionale, girone A, testa a testa Arbus San Marco. Arbus ormai sostanzialmente aveva un passo dalla promozione in eccellenza, dal ritorno in eccellenza dopo 14 anni, lontano dalla Serie A sarda. Basta un punto alla squadra allenata da Nicolagus, cercherà di ottenerlo domani nel match interno contro un Selagius che a sua volta ha bisogno di un punto per ottenere la salvezza diretta. Questi temi della partita. Intanto c'è un errore qui da parte di Caronno, permette a Brianna Gatlin di arrivare in seconda base. Dicevamo Arbus Selagius, diretta Facebook a partire dalle 16. Vi proporremo invece da lunedì gli highlights della sfida tra San Marco a Semini 80 e Sant'Elena, con la squadra seminese che verosimilmente dovrà cercare di cogliere l'obiettivo stagionale, ovvero la promozione nei playoff che poi si svolgeranno a partire dalla prossima settimana. Intanto Brianna Gatlin guadagna la terza base su questo lancio pazzo. Poi ancora nel girone B il Bosa, altra squadra di vertice, cerca il pass per i playoff. Dovrà prima però battere il Cus Sassari, ultimo in classifica. Attenzione a Liori, eliminata in prima, in secondo out. C'è Gatlin in posizione punto. Allora vediamo qual è la scelta di Moncio Varela, che guarda in direzione del suo manager. C'è la sostituzione in pedana di lancio, la tocca a Giulia Bollini. Bianca Messina diventa la designata. Poi prendiamo nota anche di questo nuovo cambiamento nel line-up, nello schieramento di Caronno. 6-0 sempre per la squadra lombarda. Questo è il punteggio sul tabellone. 2 out. Moncio Varela nel box, Brianna Gatlin in terza base.
primo lancio per Bollini. Strike. Qui colpisce bene Moncio Varela, attenzione, eliminata al volo, però la giocatrice iberica, allora è tutto vano. Arriva il terzo out per il Banco di Sardegna, che ci ha provato comunque ancora una volta, non è riuscito a sfruttare il doppio precedente di Brianna Gatlin. Si rimane sul 6-0, è terminato anche il quarto inning, per noi qualche spot, poi ancora in diretta dal campo Francesco Sanna. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Quinto inning al campo Francesco Sanna. Caronno avanti per 6-0. Pilisino in pedana, Fiorentini nel box. Primo lancio un ball. Secondo ball su Fiorentini. Trova un bel contatto Fiorentini, un singolo per la giocatrice di Caronno. Dunque subito corridore in base per la squadra lombarda. Giulia Bollini, abbiamo vista poco fa all'Opera come lanciatrice. Due ball, 0 strike, conto su Bollini. Ora 3 ball, 0 strike, vediamo se c'è la base ball per Bollini, base ball eventualmente che permetterebbe a Fiorentini di avanzare in seconda. Strike. Palla girata in foul qui da Bollini, conto pieno.
Base ball che arriva allora per Bollini, 2 basi occupate per Caronno, questa parte alta del quinto inning. Nel box c'è spazio ora per Valeria Petrosino. Primo lancio è un ball, 0 out, ancora 2 corridori in base per Caronno. Cerca ancora il contatto ma gira in foul Petrosino. Un ball, uno strike. L'arbitro capo va a controllare la palla prima della ripresa del gioco. Ricordiamo tra i vari appuntamenti del nostro weekend alle 20 in diretta da Elmas, la 12ª edizione del Memorial Locci Monduzzi, sul ring alcuni tra i migliori dilettanti della Sardegna. 2 ball, 1 strike, intanto il conto su Petrosino. Tre ball, 1 strike. Qui non trova l'impatto, allora Petrosino, dunque conto pieno, 3 ball, 2 strike. La palla in foul, conto invariato, sempre 3 ball, 2 strike. Petrosino nel box, Pirisinu in pedana, 0 out. Parte alta del quinto inning. Caronno avanti 6-0. Base ball per Petrosino e basi piene per Caronno. Allora, situazione di pressione su Anna Pirisinu, che è andata a rilevare anche in questa seconda sfida la lanciatrice partente Martina Blachova, con risultati migliori rispetto a quanto sia stato nella partita precedente. Prova a girare questa palla senza però riuscirci Beatrice Salvioni. Primo strike. Un ball, 1 strike. Basi piene, ricordiamo, 0 out. Situazione di grande pericolo ancora per il Banco di Sardegna. Ancora un giro di mazza per Salvioni in foul. Esterno sinistro Gnani, esterno centro alla Kukova, esterno destro Ghioldi. Prima base Ayuso, seconda base Mele, interbase Gatlin, in terza Moncio Varela, pitcher Pirisinu, catcher Arianna Pecci. Questo è il line up del Banco di Sardegna.
2 ball 2 strike. Intanto il conto sulla giocatrice di Caron, eliminata al volo, ed è il primo out con basi che rimangono però piene. Si trattava in precedenza ovviamente di Beatrice Salvioni. Primo out in questa parte alta del quinto inning al campo Francesco Sanna di Nuoro, questa quarta giornata della Serie 1 di softball. Provato a girare qui Anastasia Marzi, palla in foul, primo strike. Attenzione qui alla valida per la giocatrice di Caronno, 2 punti che arrivano, ne arrivano anche 3 a casa base. Allora Caronno si porta sul 9-0. Con questa valida incombe ancora sul banco di Sardegna lo spettro della sconfitta prima del limite. Attenzione ad Alicart, qui eliminata al volo, secondo out, con la giocatrice in terza che cercava di avanzare, poi desiste. C'è Marocchino nel box per Caronno. Due ball 0 strike. E 2 out. Attenzione alla valida di Marocchino, palla raccolta dall'esterno centro Gnani. Nel frattempo è arrivata a casa base con il numero 12 Anastasia Marzi. 10° punto di Caronno, 10-0. Allora il punteggio in questa parte alta del quinto inning. Dicevamo 10-0 Caronno, gara 1 che è terminata sul 12-0. Ripresa del gioco, tutto pronto, 2 out. Caronno sul 10-0. Cerca il contatto Rebecca Caldon.
l'assistenza in prima, ma è salva Caldon, singolo. Due basi occupate ancora con 2 out per Caronno. Mentre ora tocca a Giulia Bertani. Ha girato in foul qui Bertani, in precedenza il primo singolo della partita di Caldon. Raquel Moncho Varela provvede al terzo out che fa calare il sipario sulla parte alta del quinto inning, con Caronno che mantiene saldamente il vantaggio in questa partita sul punteggio di 10-0.
Laura, sei imbrogliona. È andata in foul ball perché la guardia la truccherà. Parte bassa del quinto inning, Caronno conduce per 10-0 qui al campo Francesco Sanna. Turno in battuta di Laura Ghioldi. Vediamo se il Banco di Sardegna riesce a prolungare questa partita, altrimenti destinata ancora una volta alla chiusura prima del limite. Sarebbe la sesta volta qui al campo Francesco Sanna. Un ball, 2 strike, il conto su Ghioldi. E c'è stato un altro avvicendamento in pedana di lancio per Caronno in precedenza con il ritorno di Durot, già vista in pedana nel corso della prima gara. 2 ball, 2 strike, il conto trova ancora un contatto Ghioldi, pallina in foul. Ancora in foul, dunque conto che resta invariato. Attenzione a questa battuta di Ghioldi, intercettata però all'esterno destro di Caronno, che provvede così al primo out. Questa parte bassa del quinto inning. Giada Zidda, abbiamo parlato di lei, classe 2002. Subito la seconda eliminazione al volo. Che aveva provato il contatto, anche qui la battuta. Ora è il turno di Arianna Pecci. Un ball. Giro a vuoto, primo strike. Ancora foul ball. Un ball, 2 strike. 2 out, si avvicina alla conclusione anche di questa partita. Sorride Durot a caccia del terzo out. Il secondo ball, conto in parità sul piatto di Casabase, 2 ball, 2 strike. Si prepara intanto Giulia Mele. Qui arriva anche il terzo out, altra eliminazione
al volo, che dunque fa terminare l'incontro. Incontro finisce con la vittoria di Caronno per 10-0 sul Banco di Sardegna Nuoro. Seconda sconfitta per Manifesta, per la squadra allenata dal manager cubano Vladimir Caballero Torres. 12-0 il punteggio del primo confronto tra queste due formazioni, 10-0 il punteggio della seconda partita, mentre vengono espletate le formalità post partita con i saluti di rito tra le due formazioni, salutate dagli applausi del pubblico nuorese, il pubblico nuorese che attende ancora la prima vittoria casalinga del Banco di Sardegna. Appuntamento ancora rimandato, mercoledì arriverà Janine Petmeki e probabilmente anche con altri rinforzi potrà iniziare ufficialmente la stagione del Banco di Sardegna, che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane sarà senz'altro più competitivo rispetto a quanto non si sia visto in queste 2 settimane. Allora direi che possiamo chiudere questa lunga diretta dal campo Francesco Sanna di Nuoro. Per l'ultima volta vi ricordo i punteggi delle 2 partite, 2 affermazioni per Caronno, per Manifesta, 12-0 al termine del quinto inning. In gara 1 10-0 sempre al termine del quinto inning invece in gara 2. Grazie a Enrico Costa che ha curato le immagini di questa gara, grazie anche a Mauro Farris che ha curato invece la regia. Da Roberto Rubio l'augurio di un piacevole proseguimento di serata su Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.